Giovedì 18 aprile 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo alle prime pagine del Gazzettino del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Corriere. Ecco come si apre l'edizione di oggi. La notizia messa in primo piano riguarda Luxottica, i benefit dati ai propri dipendenti. Luxottica premi record ai 9.000 addetti bellunesi fino a 4.000 euro in busta paga o 4.400 attraverso il welfare aziendale. Il gruppo eroga oltre 36 milioni in produttività. Riconosciamo il contributo essenziale dei lavoratori alla crescita e al successo aziendale. È un premio di risultato da 36 milioni, quello 2023 di EssilorLuxottica, che porterà nelle tasche degli oltre 9.000 lavoratori di Agordo, Cencenighe e Sedico fino a 4.400 euro. I numeri sono stati presentati ieri dall'azienda a Filten CGL, Wiltec Will e Femca Cisle e all'RSU, riuniti nel coordinamento nazionale del gruppo. L'approfondimento di Paola Dallanese a pagina 22. La proposta di Belluno, l'approfondimento di Alessia Forzina a pagina 18, 4 nomi per il Consiglio di Cari Verona. L'articolo di Aliprandi a pagina 16, movimenti a Palazzo Piloni, politica, provincia divisa, sinistra subito all'opposizione. Una notizia invece che ci porta nel Trevigiano, purtroppo una tragedia, bimbo di 20 mesi muore travolto dall'auto del papà. L'approfondimento di Raffaello lo troverete a pagina 9. Salute, in questo caso riferita ai giovani bellunesi. I professionisti bellunesi mettono in guardia le famiglie sui danni provocati dai cellulari e dal web. Alexa non è una tata, i pediatri dettano le regole. Ragazzini al cellulare, le scuole bellunesi propongono patti per limitare l'uso anche a casa. E ancora, l'antico tempio di Libano diventerà centro culturale comunale, la parrocchia regala l'ex chiesa. Una chiesa in regalo perché l'edificio sacro che un tempo ospitava messe, matrimoni, funerali torni ad essere il centro della vita della comunità, offrendo cultura, formazione e divertimento. La parrocchia dei Santi Faustino e Giovita ha deciso l'ex chiesa di Libano, di proprietà della parrocchia stessa, ma concessa in comodato per 20 anni al comune che sta portando avanti interventi di ristrutturazione, verrà ceduta al comune gratis. L'approfondimento di De Barba a pagina 22. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è identica a quella che abbiamo trovato nell'edizione del Corriere delle Alpi, ovvero Luxottica, 36 milioni ai dipendenti, ancora in crescita il premio di risultato, un più 14% che consentirà di avere fino a un massimo di 4.400 euro lordi. L'azienda è il più importante mai erogato, i sindacati parlano di sistema incentivante e sempre più inclusivo. EssilorLuxottica supera se stessa per l'ennesima volta e dopo vari annunci del medesimo tono, anno dopo anno, anche in questo 2024, l'azienda leader dell'occhielleria mondiale comunica cifre da record in relazione al premio di risultato. Oltre 36 milioni di euro complessivi in via di bonifico alle maestranze italiane per una media di circa 4.000 euro a testa. È Pier Giorgio Angeli, Chief People Officer, ad affermare che riconosciamo ancora una volta il contributo essenziale dei nostri lavoratori alla crescita e al successo dell'azienda. Soddisfatte anche le sigle sindacali. L'approfondimento di Gabrieli lo troverete a pagina 14 nel fascicolo nazionale. La foto di copertina invece del Gazzettino di Belluno ci porta nel capoluogo. Brutta sorpresa ieri per centinaia di famiglie privi di acqua senza preavvisi, poi il BIM GSP chiede scusa. Rubinetti a secco ieri alla Veneggia, con molte utenze che sono rimaste fuori servizio per ore. Disagi inattesi anche in zona Nogaré, dove le famiglie non erano state avvertite. Il presidente del BIM GSP, Attilio Sommavilla, ha parlato di imprevisto e si è scusato. L'approfondimento di Federica Fanta a pagina 2. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Lazio ad Auronzo, si muove Lotito in prima persona, telefonata tra il presidente del club e il sindaco che resta però contrario. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha telefonato al sindaco di Auronzo Dario Vecellio Galeno dopo che il primo cittadino aveva comunicato con una PEC a Gianni Lacchè della Media Sport Event, che organizza i ritiri dei biancocelesti in riva al lago di Santa Caterina, di voler rescindere il contratto che fissa i termini dell'ospitalità precampionato. È solo l'ultimo capitolo di una vicenda che ora rischia di approdare in tribunale. L'approfondimento nel fascicolo nazionale vi aspetta a pagina 13.
Il Giro in Alpago, la tappa mobilita l'intero territorio, ovviamente parliamo della tappa del Giro d'Italia, l'approfondimento lo troveremo a pagina 11. Belluno, stadio vietato alla 24 ore podistica, la 50esima edizione slitta al 2025, l'approfondimento di Cavallette a pagina 4. Altri richiami di spalle, Feltre, Palaghiaccio, ecco i primi cassonetti interrati, la firma di Scarton ci aspetta a pagina 6. Federica Fanto, un articolo che ci porta a Limana, Michele Talo, candidato, parte la sfida alla De Zanet. L'approfondimento a pagina 11. Sport, sfortuna Caprioni, il crociato è rotto, ennesimo grave infortunio per la Dolomiti Bellunesi. Musica, voglia di Beatles con il fascino di Massarini al Teatro Buzzati. Ancora Cortina, opere olimpiche e tutte le fasi negli scatti di Giovani Reporter, l'approfondimento di Dibona a pagina 13. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, pagina 2, telefonino Alleanza Scuola Genitori per il Benessere Digitale. Il patto sta per partire, al comprensivo Nievo sabato sarà presentato. Venezia senza acqua, disagi diffusi, oltre alla zona interessata ai lavori di posa delle valvole a sorpresa, sono rimaste a secco utenze anche a Nogaré. L'interruzione è durata dalle 8 alle 16 senza preavviso, il BIN GSP si scusa e spiega c'è stato un imprevisto. Ed ecco in questo scatto, per chi ci sta guardando, la foto che rappresenta i lavori di BIM GSP in zona Venezia e che ha appunto causato numerosi disagi ai bellunesi residenti in quella zona. Fotografa il cantiere del laghetto, scoppia un litigio, arriva la polizia. Altra notizia che ci fa rimanere nel capoluogo: è dovuta intervenire una volante della questura ieri pomeriggio in Nevegal per sedare gli animi dopo un acceso diverbio tra alcuni operai e il proprietario di una casa in via Col de Gau. Nel piazzale di Col Canile l'impresa Tollota sta eseguendo la posa della condotta di scarico del bacino della Grave previsto a servizio delle piste. L'operazione ha sollevato la curiosità di un residente che ha fotografato una delle ruspe impegnate nell'interramento della tubatura. Un'attenzione non gradita che ha provocato la reazione stizzita di uno degli uomini impegnati con il mezzo meccanico. Cortina d'Ampezzo, verso le Olimpiadi, hotel non investiamo ma servono aiuti fiscali, l'appello di Federalberghi per i giochi, esenzioni e crediti pensati per l'occasione. Intanto si procede alle riqualificazioni, centinaia aderiscono al bando regionale. Il presidente De Cassani incontrerà il senatore De Carlo, poi mi confronterò con il Consiglio nazionale, senatore in questo caso bellunese. Ancora dal capoluogo, lavori allo stadio, la 24 ore si ferma, è la prima volta, eccetto l'anno del Covid, in 50 anni. La decisione comunicata ieri dagli organizzatori e precisano è solo un rinvio al 2025 quando festeggeremo tutti insieme il mezzo secolo. Finora era successo solamente una volta, esattamente nel 2020, cioè in piena pandemia. Per il resto la 24 ore di San Martino aveva sempre aperto le sue porte a una vasta platea, atleti certo, ma anche persone impegnate nella solidarietà e amanti dell'arte e curiosi attratti da una storia iniziata come forma di civilissima protesta avverso l'uso in regime di monopolio del polisportivo cittadino nel lontano 74. La Proloco Pieve Castonese, si legge nel loro comunicato, comunica con grande dispiacere di aver preso la decisione di sospendere lo svolgimento della 24 ore di San Martino edizione 2024. Nell'ultima settimana c'è stata una stretta interlocutoria con il comune di Belluno e con l'assessore Franco Raccon per valutare le opzioni disponibili sul tavolo a fronte dell'imminente apertura del cantiere per il rifacimento delle tribune dello stadio. Il progetto Parco Inclusivo, aiutateci a realizzarlo, notizia che ci porta sempre nel capoluogo. Il parco giochi a tema Peter Pan non è solo un'area di svago, ma un progetto sociale che mira a unire la comunità, promuovere l'inclusione e stimolare lo sviluppo cognitivo e fisico dei bambini. Il taglio del nastro, Scuole Ricci, scarinata rinnovata dopo 26 anni, ora torna agibile. E continuiamo con pagina 6, Feltre, cassonetti interrati, si parte, primi lavori al Palaghiaccio per consentire l'avvio ai contenitori del Drio, le rive trasportati in Viale Marconi. Il progetto, costo quasi €1 milione, prevede di realizzare 7 isole. Si tratta di 42 calotte che potranno contenere all'incirca 5.000 litri. Feltre, dal piazza di Via Tofana, notte dedicata al liceo classico. Altra notizia che riguarda il teatro, la musica e la poesia dalle 18 alle 24. L'appuntamento è per questo venerdì. Pronti i premi per i volontari per il concorso Dona e Vinci, biglietti a estrazione a chi si recherà al centro trasfusionale dopo il successo del 2023. Torna l'iniziativa organizzata dalla sezione feltrina donatori di sangue. E il Comune di Feltre per le europee a giugno cerca scrutatori, maggiori informazioni sul sito del Comune di Feltre.
Rimaniamo nel Feltrino, la cartiera di Vassari nasce come un centro didattico a organizzare le iniziative, l'istituto comprensivo e l'amministrazione, inaugurata la grande nuvola di libri con laboratori creativi dedicata a tutti, come si può vedere da questo scatto. Da Sette Ville ad Arsie, Fastro, riqualificazione di strada e parcheggio, dopo i lavori del 2020 si torna a intervenire con un'area di sosta. E ancora a Santa Giustina, facilitatore, una figura promessa ma poi dimenticata dal comune. Questa è la polemica scoppiata in occasione del Consiglio Comunale del Comune di Santa Giustina. Continuiamo con pagina 11, notizia che ci porta in Alpago, tappa del giro in vista, tutto pronto, presentato il ricco calendario di iniziative e cornice dell'evento di sabato 25 maggio, un ruolo importante per la provincia, il main sponsor è I Talenti che ha stanziato 60.000 euro, previsto un incontro con il direttore della Kermesse, Vegni. La Valle Agordina, leggenda, folklore e tradizione, la Proloco rinnova la 2 giorni dedicata all'Om Selvare che ancora dall'Agordino canale operatori turistici scoprono i luoghi di Papa Luciani. Politica ci porta nel comune di Limana, Talo con prospettiva futura sfida la sindaca De Zanetti, il direttore del centro consorzi, guida la lista composta da persone con esperienza e giovani neofiti. L'articolo vi aspetta a pagina 11 a firma di Federica Fant. E ancora giochi, giovani fotografi al lavoro, Cortina, una ventina di studenti del Bauer di Milano in questi giorni immortalano le fasi degli interventi in vista delle Olimpiadi, seguiranno altri 2 momenti, uno durante la competizione e l'altro a sipario calato per verificare l'utilizzo della eredità. Santo Stefano, Comelico, via Alighieri, manutenzione in vista, intanto uno stralcio da 150.000 euro. E ancora Pieve di Cadore, Made in Italy, il ministro Urso al Museo dell'Occhiale, notizia che in questo caso riguarda prettamente il comune di Pieve di Cadore. Passiamo adesso alla lettura del Corriere delle Alpi, addentriamoci all'interno di questa edizione con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 12, turismo, gli hotel investono sulle ristrutturazioni ma gli aiuti della regione non bastano. Dalla montagna 112 domande di contributi di Cassan, Federalberghi, chiediamo al governo un credito d'imposta, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo quindi con educazione e salute. Alexa non è una tata, i pediatri scrivono le regole sull'uso del web, il referente Risdonne, il cellulare può creare danni neurologici ai più piccoli, pronto un progetto per informare le famiglie durante le visite in ambulatorio. Sono gli adulti il vero problema, la sensibilizzazione comincia da loro. Questa è la dichiarazione di Giampaolo Risdonne, l'articolo a firma di Paola Dallanese. Tagli necessari, decidetevi, le scuole incalzano il comune, altra notizia che riguarda il mondo scolastico, vertice tra i dirigenti dei 3 comprensivi, i presidenti dei consigli d'istituto e l'assessore, in città 12 plessi delle elementari, dalle materne arriveranno soltanto 180 bambini. E adesso la politica provinciale, divisioni ormai insanabili in provincia, il gruppo Futura verso l'opposizione. Il Consiglio del 30 sarà il banco di prova definitivo, quella di Padrin verrà considerata una scelta di campo. L'articolo a firma di Irene Liprandi. La rottura non è ancora definitiva, ma le speranze di una composizione allargata in provincia sono ormai ridotte ai minimi termini e ne sono tutti consapevoli. A fare la spartiacque è stato il voto di martedì sulla variante di Cortina. A differenza di quanto avvenuto una settimana prima, infatti, il Consiglio provinciale ha affrontato il punto in maniera tranquilla e senza lunga discussione, ma questo clima dall'apparenza rilassato era in realtà il sintomo di una lontananza tra i gruppi sempre più incolmabile. La variante di Cortina non era un punto dirimente, ma indicativo di sensibilità nettamente diverse, sottolinea la consigliera Cindy Manusci, futura sindaca anche del comune di Pieve di Cadore. Questo non significa a prioristicamente che non si può lavorare insieme, ma se i nostri valori sono opposti ci sarà sempre un problema. Il punto è che noi abbiamo idee chiare sui temi, ma ancora non conosciamo la posizione degli altri gruppi su questi argomenti. Il comune fa 4 nomi per il Consiglio di Cari Verona, rimaniamo a pagina 17, le nomine in fondazione. Cassati i primi 3 candidati, il sindaco ha inviato una nuova proposta, la scelta sarà fra Alvisa Antenucci, Piera Arrigoni, Elisa Plattini e Luciano Dapian. L'articolo a firma di Alessia Forzin. Feltre, terremoto simulato in centro storico con evacuazione e ricerca disperso, l'esercitazione multirischio si svolgerà il 4 e il 5 maggio, ipotizzati il crollo di Porta Imperiale e allagamenti a Celarda. Altre 2 notizie da Feltre, assegnati i lavori anti-allagamenti per la zona di Farra di Feltre e ancora domani alle 18 terzo volume del parco sulle flore d'Italia. L'appuntamento è alle 18 di domani nella sala degli stemmi del comune di Feltre.
Pagina 19, isole ecologiche interrate, la prima si fa al Palaghiaccio, preparativi per lo scavo nel piazzale, cassonetti spostati in via Marconi, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. La Mon, Casa Faccene, realizzate le scale e la biblioteca al Bar Dolomiti, dall'Agnolo stornato 1 milione per acquistare l'ex locale pubblico e per i lavori, visti gli aumenti dei costi servirà un accordo sulla programmazione di area vasta. Sovramonte dal 23 al 28 aprile, tradizione e festa a San Dordi con minestra e innovazione. In palestra a Sorriva ci sarà la fiera della tecnologia, agli impianti sportivi cucina e spettacoli con il capannone, ultimo giorno con la processione. Limana, corso al municipio, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. La minoranza uscente sceglie Michele Talo, la candidatura annunciata dopo l'incontro delle frazioni, nuovo nome e simbolo, lista praticamente ultimata. E si va a votare anche a Borgo Valbelluna, in lista con Dalmagro, volontari impegnati per donazioni e frazioni. Siamo a pagina 22, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'azione welfare di Luxottica verso i propri dipendenti. Luxottica paga premi per 36 milioni ai lavoratori fino a 4.000 euro in busta. Il gruppo riconosce la produttività. Siamo a Longarone con pagina 23, Castellavazzo perde il market, appello al sindaco per i servizi, domani ultimo giorno di attività per il bar alimentare D+D, tocca chiudere, i residenti a Padrin sempre più abbandonati, faremo un comitato frazionale. E ancora a Longarone, pillole di benessere, torna il ciclo di incontri, anche ovviamente il Corriere dedica spazio all'Alpago che ha presentato la tappa del Giro d'Italia che appunto si terrà in quest'anno del 2024 nel comune di Alpago. Cortina, pagina 24, i ladini storici pressano Venezia, la nostra lingua entri a scuola. In una lettera Elsa Zardini torna a reclamare le garanzie che altrove già esistono, anche il modo di suonare le campane qui è diverso da quello che ci appartiene. Coinvolti i supermercati da Cortina al Cadore, altra notizia, colletta alimentare di Lions e Rotary con l'Arcidiaconato e ancora da Pieve i campanili del Cadore visti dalla Magnifica. L'11 maggio la presentazione di libro e mostra di foto. Pieve di Cadore, visita dello Spisal all'ufficio postale e criticità nella sicurezza. L'allarme era stato lanciato dal referente della CGIL Luca Boff, spazi troppo stretti per contenere tutti i portalettere. A Auronzo, sabato all'assemblea, regola di Villa Grande, casse mai così floride. Il presidente Zande Giacomo Cella, siamo a 5 dipendenti, uno lo destineremo al nuovo macchinario taglia legna. Lozzo, fatto di cronaca, minaccia la vicina e le lancia un'accetta, finisce a processo. Siamo a pagina 26, cultura e società, l'esposizione internazionale d'arte, l'appello di Buttafuoco, la Biennale deve essere uno strumento di pace. Il presidente parla alla presentazione ufficiale, mentre poco lontano si contesta, qui si misura la vicinanza tra popoli, culture, religioni e irriducibili differenze. Dalla rubrica Giorno e Notte vediamo l'appuntamento di stasera a Belluno, il magico mistero dei Beatles con The Beatbox e Massarini. Alle 21 al Teatro Buzzati arriva il tour italiano atteso dai fan dei Fab Four, aneddoti, curiosità e la strumentazione originale usata da Lennon e compagni. Passiamo allo sport, un giudice bellunese in moto al Giro d'Italia, grande emozione, ciclismo dalla balla, raccoglie l'eredità di Sbardella e Casarotti, curiamo possibili infrazioni, ordine d'arrivo e la gestione del traffico. Calcio di Serie D, Caprioni lesione del crociato, ennesima tegola per la Dolomiti, il trequartista confermate le brutte sensazioni, peccato chiudere così il torneo, la squadra è forte e può vincere i playoff, sarò sostituito nel migliore dei modi. Calcio eccellenza, Mike Mignati, il feltrino Mike Mignati ad un passo dalla Serie D. E ancora pallavolo Serie A3, quarti di finale playoff, De Cecco, Belluno vale una Serie A2, c'è tutto per fare volley ad alto livello. E ancora dallo sport pallamano, playoff Serie A bronze, Belluno, 2 trasferte cruciali per il futuro, per ora niente calcoli, c'è da vincere al Prato. Minimoto, il sedicenne Riccardo Olivier al terzo posto a Ortona. Ed è davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Leggiamo assieme le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Di notte cielo poco sereno o nuvoloso, di mattina poco parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio parzialmente nuvoloso o nuvoloso. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi del Mondo.